Bentrovati, un saluto a tutti voi dal Teatro della Corte di Osoppo che oggi ospita la 17ª convention dei friulani nel mondo. La pandemia da coronavirus ha costretto l'Ente Friuli nel Mondo a rivedere questa manifestazione, ma la volontà è stata quella di non rinunciare a un appuntamento di lunga tradizione che ci fa sentire tutti più uniti e ci fa sentire più uniti soprattutto in questo anno così particolari. Allora se quest'anno i friulani non hanno potuto raggiungerci qui a Osoppo dai 5 continenti, è Osoppo che raggiunge i friulani nei 5 continenti, questo grazie alla tecnologia che ci consente di raggiungere tutto il mondo. Siamo in diretta televisiva su Telefriuli, siamo anche in diretta streaming e questo ci consente di abbracciare tutti i friulani, almeno virtualmente, per sentirci appunto vicini in questa occasione così particolare. E allora da Osoppo a tutti voi davvero un caloroso mandi. Questa convention è dedicata nel trentennale della sua scomparsa ad un cittadino illustre di Osoppo, Ottavio Valerio, l'intellettuale che portò la fiamma della friulanità nei fogolars di tutto il mondo. Lo ricorderemo proprio nel corso di questa convention. Vado a presentarvi gli ospiti che sono sul palco con me in questa prospettiva particolare con il pubblico che in questo caso è alle nostre spalle. Una sala vuota, questo appunto richiede la pandemia da coronavirus. Saluto il padrone di casa, il sindaco di Osoppo, Luigino Bottoni, grazie e benvenuto. Saluto Loris Basso, che è presidente dell'Ente Friuli nel Mondo e anche duca del Ducato dei Vini Friulani. Un saluto al sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e poi con noi sul palco anche Sandro Salvin, che è segretario generale del Ducato dei Vini Friulani. Un saluto a Silvia Biasoni che oggi proprio ci aiuterà a ricordare la figura di Ottavio Valerio. Siamo poi in attesa che ci raggiunga anche l'assessore regionale alle finanze e patrimonio Barbara Zilli. Allora direi subito di dare la parola al padrone di casa, al sindaco di Osoppo, per portare appunto da qui un saluto a tutti i friulani nel mondo. Buonasera a tutti quanti. A nome dell'amministrazione comunale di Osoppo, nonché di tutta la cittadinanza di Osoppo, voglio portare il mio saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento e a tutti i friulani nel mondo, che sono tantissimi e che hanno fatto tante cose nel mondo. Noi oggi qui diamo un bel segnale, nonostante il problema del Covid, della pandemia, riusciamo in ogni maniera, in ogni caso, a imbastire questa convention di Ente Friuli nel Mondo. Le premesse, quando l'abbiamo immaginata, ipotizzata assieme al direttivo, il presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, erano ben diverse. Non era ancora scoppiato il problema che poi è sorto, e avevamo una scaletta e un programma veramente importante, veramente bello. Non è stato possibile realizzarlo, ma non ci si è persi d'animo e grazie a tutti gli attori che hanno comunque voluto dare questa testimonianza, oggi siamo qua comunque a voler ricordare e a non perdere questo appuntamento, nell'attesa che il prossimo anno possa essere sviluppato in una maniera migliore, ma di questo ne parleremo più tardi. Assolutamente sì, perché ecco, è una festa solo rimandata qui ad Osoppo e lo ricorderemo sicuramente nel corso di questo appuntamento. Passo la parola a questo punto a Loris Basso, presidente dell'Ente Friuli nel Mondo. Un saluto particolare a tutti i frati furlans sparnizzati dal mondo. Non avresti mai pensato di abbracciare tutti i frati in modo virtuale. O devi ringraziare il sindaco di Osoppo e l'amministrazione comunale per averci dato questa opportunità. L'opportunità di salutare, o dicevi, i fogolars dal Canada, dall'Australia, dall'America Latina, piuttosto che d'Europa, d'Africa e d'Asia. Tanti furlans che dal mondo si sono sacrificati, ma soprattutto hanno sempre tenuto alto l'onore e il valore di noi furlans. Un ringraziamento a Telefriuli, sempre donge a queste convegni, sempre donge al popolo furlan. Un ringraziamento anche
alla Regione che finanzia queste manifestazioni, in particolare ai servizi corregionali all'estero con Roberti, e voi la Regione rappresentate dall'assessore Zilli, dal Consiglio regionale Dot Unite, svarendo poi il saluto di Pier Mauro Zanin. Ho dicevi una convegno veramente particolare. Il Consiglio dal nostro ente ha avuto voglia comunque di portarlo in davanti, anche se non abbiamo potuto organizzarlo come del resto veniva organizzato di tanti anni, in modo virtuale, in rete. Ma non solamente in rete intese come streaming, ma in rete intese come rapporti di solidarietà, di aiuto, di stringersi insieme, che è lo scopo dell'ente. Un'associazione che di sempre porta in alto i valori, seguendo l'esempio dai primi fondatori, da tessitori, per passare dopo a Ottavio Valerio, che per ben 20 anni nos ha rappresentato, dal 1962 al 1982. 20 anni di grande attività per far conoscere i profumi, gli odori, i sapori da nostra ente. Ottavio Valerio, dagli anni 70, che io ho vestito un dupliche ruolo, una dupliche veste, oltre che essere presidente dell'Ente Friuli nel Mondo, e ha fondato il Ducato dei Vini Friulani. Ducato dei Vini Friulani, e adesso continuo a parlare in italiano perché ancora tanti giovani ancora purtroppo non conoscono bene la nostra lingua, ma ci stiamo attivando perché lo racconteremo dopo. Dicevo, Ottavio Valerio ebbe la felice intuizione con Isi Benini di fondare il Ducato per promuovere e propagandare l'enogastronomia friulana attraverso i focolars furlans che sono ambasciatori dei nostri vini. Purtroppo oggi in questa edizione non avremo il piacere di dare voce a tanti e tanti focolars, saranno solo un po' rappresentati e ne vedremo dopo le motivazioni. Ma l'idea che Ottavio Valerio fece allora deve essere mantenuta viva con questo ricordo qua di Esopo e soprattutto con questa idea della friulanità rivolta ai giovani. E questo sarà il mandato del mio ente, che assieme al Consiglio vorremmo interpretare le esigenze della nuova immigrazione formata dai tanti giovani. Grazie allora al Presidente Loris Basso. Saluto intanto l'assessore Barbara Zilli che è arrivata sul palco, grazie naturalmente per essere con noi. Si parlava appunto del ruolo importante della Regione anche nel sostegno all'ente e soprattutto all'attività che l'ente svolge. Nel corso di questa convention vi arriverà anche il video saluto di chi non ha potuto per impegni o per la distanza essere qui presente. Il primo video saluto che vi proponiamo è quello del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Andiamo a sentirlo insieme. Voglio portare i saluti dell'amministrazione regionale per l'incontro annuale dei friulani nel mondo. Capisco che quest'anno purtroppo non si è potuti incontrare di persona e si è dovuto organizzare in modo diverso al fine di rispettare le regole per contrastare la pandemia che ha colpito tutto il globo. Ma gli sforzi organizzativi credo abbiano premiato, perché malgrado tutto, e qui è dimostrata la tenacia dei nostri corregionali, si è andati avanti e si è proseguito con questa importante iniziativa che, seppur in remoto, però ha la medesima valenza, anzi devo dire che proprio in una situazione come quella che stiamo vivendo probabilmente ha una valenza superiore rispetto agli anni precedenti. Ma proprio la pandemia, la successiva crisi economica legata alla pandemia dimostra che bisogna ripartire dalle comunità, da quel senso di appartenenza che, malgrado tante persone, tanti nostri corregionali siano in diversi stati del globo, però hanno sempre saputo dimostrare. I friulani del mondo sono gli ambasciatori del Friuli Venezia Giulia, sono coloro che testimoniano la forza, la tenacia, la laboriosità, l'ingegno dei nostri cittadini che sono riusciti ad arricchire moltissimi paesi. E per questo il legame con questa terra deve sempre rimanere vivo, e grazie all'associazione ciò è stato possibile per tutti gli anni che sono passati e mi auguro per moltissimi anni a venire. Quindi oggi voglio testimoniarvi la vicinanza di Regione Friuli Venezia Giulia e prendere l'impegno di continuare le profonde collaborazioni che sono avvenute negli anni precedenti. In bocca al lupo, buon lavoro, ripartiamo insieme.
Grazie al Presidente Fedriga per queste parole. Vado dal Sindaco di Udine, Pietro Fontanini. Fedriga parlava di senso di appartenenza, un senso di appartenenza che è fortissimo in tutti i friulani emigrati nel mondo. Forse lo si percepisce, lo si avverte più ancora di quanto non sia qui in Friuli. Sicuro, che sono fuori dal Friuli senti un evore forte, l'amore per patrie furlane, la piccola patria come che le chiamiamo noi. E allora un saluto a tutti i furlani che sono a Torpa al Monte, che non dismentono il look che i loro uomini sono nascosti, perché ormai stiamo favelando di terza, quarta generazione, e sono figli dai figli che hanno chiamato buon accetto dai paesi dove che vivono, perché sono diventati imprenditori, professori, che ha fatto onore alla terra furlane, perché i furlani in tutti gli sbandi che sono là, è arrivato a fare alc di buon per il paese dove che sono ospiti, però e loro sei e loro vivi all'encimone vorrei leate alla terra furlane, ai valori da nostri Friuli, alle tradizioni, ai prodotti tipici di queste terre, perché un tai di vino buon, e dopo lo dirà miglior di me, magari rappresentante dal Ducato dei Vins, e i prodotti di queste terre e sono anche un lavoro a mas che vi fa torpa al monte. Quindi un saluto alle bande dal Sindi di Udine, che come rappresenta un po' tutto il Friuli, perché la provincia non esiste poi, anche se cerchiamo di tornare a mettere in pins, per come contentirsi dal saluto dal sindaco del capitale del Friuli. Quindi un look importante, perché o sapete che Udine è il centro un po' della furlanità, anche per le storie e per i monumenti che rappresenta. Mandi a tutti e il prossimo anno speriamo di vederci di persone. Lo speriamo assolutamente. Un omaggio, quello di oggi, ad Ottavio Valerio, anche in musica. Allora, la parola passa al soprano Elena Pontini, che ci propone E l'allegrie è dai Zovins. E allora eccoci di nuovo insieme con la 17ª convention dei friulani nel mondo. Vado dall'assessore regionale Barbara Zilli. Allora, l'ente Friuli nel mondo, lo sappiamo bene, lavora nel corso di tutto l'anno, ma sicuramente questa è l'occasione in cui meglio si percepisce il suo essere davvero casa, no? Di tutti i friulani. Quel fogolar attorno al quale ci si siede, che aiuta a rinvigorire le relazioni, in qualche maniera anche a custodire, insomma, quelli che sono i valori di questa comunità, sicuramente la famiglia, sicuramente il lavoro. Insomma, c'è la cultura, ci sono le tradizioni, le relazioni, ma appunto nel corso del tempo l'ente Friuli nel mondo ha dimostrato come anche sul fronte delle relazioni commerciali e quindi delle opportunità economiche si possa fare davvero molto. Oh sì, buonasera a tutti, grazie per questo meraviglioso invito e mandi a tutti i furlans. Io credo di scognita baia per furlan perché i suoi orgogliosi di sei usgnotta qui con voi altri, se di podei
porta d'ogni, insomma, che il gran sentimento che si ha con che si va a Torpa al Monte e si sente tabaia per Furlan, per cui tutti si senti sempre a chiesa. Al capite a non con che i linghi in vacanze, e credo che voi al capite a voi altri che i sentis forti le am con non che i sin a chi. In un momento come che l'estate ben dite già un grum difficile, ma hai la volontà, ti ringrazio perché il presidente Basso, ma anche tutti i protagonisti a chi e non ultimo il sindaco di Osof, è stata la volontà di comunque portare in avanti iniziative, perché non si può perdere che le am strength che vindi vei. Che è un leamp appunto come che ben hai detto Alessandra, voi a lei in clave moderne mettete insieme anche le relazioni commerciali. A me è capitato di rappresentare la regione l'anno passato in Giappone e a Tokyo hai ciruto il Fogolar Furlan e quindi io saluto anche i rappresentanti, è sempre un gran lavoro di rete, di chiattarsi a chiesa la che si va al monte, cirinti le am col Fogolar Furlan, perché lì si sa, non covente sta tanto a spiegarsi, e sa vince che è il nostri valori di popolo Furlan, e sa vince che hanno contraddistinto, e sa vince che i podin dopo insieme metti ad un. Con che si va a Torpa al Monte, si cira un Fogolar Furlan, oltre a portare una testimonianza che i Furlan si chiattin, insieme arrivino anche a dire, ma hanno quest'altri, portino in davanti le iniziative. Se allora queste volontà anche di portare i vins che è state dette, io ne grandissime biele robe, perché con che un Furlan al parte un prodotto so a Torpa al Monte ha le garanzie di serietà. Perché non eludis di fie di emigrare in Svizzera, non i vin veramente queste caratteristiche sa chi il DNA, non i sin che sono pronti a sacrificarsi, a lavorare, che hanno detto mai di no, e come che diceva per mio pari, che le mangiate l'anno passato, non erano che avevano i nostri genitori se non avevano gli stoppi sui genoi e non tal cul, come tanti altri. Allora, ha un significato importante che non generazioni di voi vindi sapere anche mo interpretare bene, perché che i valori salia sono anche mo poi dirompensi in tal momento in cui viviamo e hanno sei ovviamente adattati al mondo che cambia e quindi a tutte le opportunità che sono col commercio via web, a tutte che sentirsi d'ogni anche se sono miliardi di chilometri che nos dividono. Questo è il spirito, questo è anche il benvenuto a queste belle serate che hai l'onore di portare di persone rispetto al Presidente Federica che è mia delegata e all'assessore Roberti che è titolare da deleghe, ma i credo che questo è sempre un benvenuto anche molto più grande in un momento come quel che è figli di mesi e mesi di difficoltà, di che però anche non come regione vi sentito veramente la testimonianza di vicinanza dei nostri sforlanti dal mondo che si sono immediatamente prodigati a fare i mascherini, a telefonare, a mandarci calcoventave per i furlanti in Friuli. Con che spirito qui di grande solidarietà ti linea in davanti per sfide scandivigni, continuando e questi lo raccomandi chi perché credo che sia l'occasione migliore per farlo, a insegnare ai nostri sfrus a tabaia per Furlan. E allora il Furlan avrà un domani che non sarà come di riquars, ma che sarà anche strutturato su occasioni di crescita. Quindi forze Friuli e buone feste a tutti. E allora valori importanti, valori radicati che fanno parte del DNA di questa comunità, come diceva l'assessore Zilli, valori sempre validi e che appunto possono anche essere reinterpretati in chiave moderna. La prova, insomma, alla quale siamo stati tutti quanti sottoposti ne ha data ancora una volta dimostrazione. È arrivato il momento del prossimo video saluto, è quello del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin. Voglio e con riconoscenza che porto il saluto mio personale dell'intero Consiglio regionale e di tutta la nostra comunità alla vostra convention organizzata in onore di Ottavio Valerio. Un saluto particolare a chi viene da fuori dalla nostra regione e chi viene anche da altri continenti. Particolarmente voglio salutare gli amici che vengono da Malta, dall'Australia, dall'Argentina, che ho avuto modo di incontrare personalmente negli anni scorsi. È molto importante che vi riuniate per esaltare i valori della nostra terra che si sono anche dimostrati nel nostro Friuli nel modo con cui abbiamo affrontato questa pandemia che ci ha visti molte volte chiuse le nostre case ma sempre pronti a rimboccarci le maniche, a ricostruire e a ripartire con ottimismo e con fiducia, così come molti di quelli che hanno lasciato
la patria friulana hanno fatto nei paesi che li hanno ospitati. Un ringraziamento anche al Presidente Loris Basso per aver voluto dedicare questa convention a Ottavio Valerio, uomo che ha promosso l'Ente Friuli nel mondo, già Presidente dello stesso, e che ha esaltato quei valori tradizionali del Friuli che ancora oggi sono per me molto molto moderni e possono aiutarci nel futuro. Presidente Zanin, vado allora da Loris Basso che ci porta il saluto dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti che ha appunto la delega ai corregionali all'estero. Leggo il messaggio che mi è arrivato dall'assessore regionale ai corregionali all'estero Pierpaolo Roberti. Porgo un caro saluto al Presidente dell'Ente Friuli nel mondo, Loris Basso, al Sindaco di Osoppo, Luigino Bottoni, ai presenti in sala, a tutti coloro che seguono in diretta televisiva questo evento. Purtroppo non posso presenziare di persona per un impegno precedentemente preso che riguarda la mia delega alla sicurezza. Parteciperò infatti in contemporanea a un'iniziativa in memoria dei 2 agenti di polizia uccisi brutalmente nella questura di Udine di Trieste lo scorso 4 ottobre. Ma il mio pensiero, e non per mero dovere istituzionale, corre sempre a coloro che hanno lasciato le proprie terre per trovare lavoro e fortuna in altri paesi e continenti. Ente Friuli nel mondo, assieme alle altre associazioni riconosciute in regione, permette il proseguo dei contatti tra chi è andato via e chi è rimasto, ma anche un incrociarsi di tradizioni e culture che possono essere trasmesse reciprocamente per un accrescimento culturale ed economico. Ringraziamento particolare quest'anno per la memoria e per la meritoria opera che l'ente ha saputo affrontare con gesti di vicinanza concreta, inviando in regione materiali sanitari nel momento di massima emergenza. Gesti spontanei che poi sono diventati veri e propri progetti per il reperimento di DPI e attrezzature. La convention di oggi è dedicata a Ottavio Valerio, a cui verrà intitolata la sala consigliare del Comune di Osoppo, un meritato riconoscimento in ricordo di un grande friulano dei valori più profondi della friulanità, che trasmise in Italia e nel mondo, un uomo che fece del riallacciare i rapporti con centinaia di migliaia di friulani sparsi in Italia e nel mondo la sua missione di vita, diventando uno dei promotori dell'Ente Friuli nel mondo, in cui ricoprì anche la carica di presidente. Nell'auspicio che i valori e la tenacia di Ottavio Valerio possano essere di esempio per i nostri giovani affinché tradizioni e culture con profonde radici in Friuli possano essere divulgate anche all'estero, concludo augurando buona convention a tutti. Pierpaolo Roberti, assessore regionale ai corregionali all'estero. Grazie a Loris Basso per averci letto il messaggio dell'assessore Roberti. Vado da Sandro Salvin, segretario generale del Ducato dei Vini Friulani. Il Ducato ormai da quasi 50 anni opera per far conoscere, per valorizzare l'eccellenza dei vini regionali e della nostra enogastronomia, e possiamo dire che sicuramente rispetto a questa mission ha trovato nell'Ente Friuli nel mondo un alleato perfetto. Grazie anche da parte mia al Sindaco Luigino Bottoni per l'opportunità di celebrare oggi, dandogli un meritato e giusto riconoscimento, un grande personaggio che ha caratterizzato la cultura friulana del Novecento non solo come strenuo e appassionato difensore della friolanità, come è stato ben delineato negli interventi precedenti, ma anche, se mi consentirete, un breve riferimento personale per ricordare il figlio amatissimo Valentino, purtroppo scomparso molto giovane, e con il quale ho avuto la fortuna di attraversare un periodo breve ma intenso della mia vita giovanile. Ne conservo un caro ricordo. Dunque, Ottavio Valerio fu il primo duca del Ducato dei Vini Friulani. Correvano i primi anni 70, ricordo che il Ducato è stato fondato nel 72 e fra poco compirà i suoi primi 50 anni, così chiamato ricordando il periodo della dominazione longobarda del Friuli, a capo del quale c'era appunto un duca, fondato, dicevo, da personaggi che sono entrati nella leggenda della nostra terra, provenienti dagli ambiti più disparati. Ne ricordo solo alcuni, sperando di non far torto a nessuno. Isi Benini, che con Elio del Fabbro e appunto Ottavio Valerio ne fu l'ideatore e l'anima, Gigi Valle, Manlio Collavini, Angelo Candolini, Conte Formentini, Moretti, quello della birra, e via andare tanti altri ancora, che in quel momento, dovendo decidere a chi affidare la guida e lo sviluppo del neonato Ducato dei Vini, videro in Ottavio Valerio la personalità ideale,
l'uomo dal grande carisma, capace di un'oratoria avvincente, colta ed elegante, dal carattere deciso, indomito nel perseguire i traguardi che si era prefisso o, come in questo caso, che gli furono assegnati, caratteristiche tipiche di quello stereotipo del friulano che non si ferma quando è stanco, ma soltanto quando ha finito il suo lavoro. Il duca Ottavio I viene ancora oggi ricordato da coloro che ebbero l'avventura di iniziare con lui il percorso che oggi ha quasi 50 anni di distanza, grazie all'impostazione e all'intuizione che seppe dare per aver fatto del Ducato quell'ente terzo, non commerciale, senza alcun interesse diretto, che non fosse quello di attento sostenitore delle problematiche vitivinicole del territorio. Ora diremo dell'enogastronomia della nostra regione, capace di suscitare il dibattito e di mediare tra i diversi attori portatori di diversi interessi, naturalmente, siano l'ente pubblico, le aziende, i vari consorzi, eccetera, in cui il confronto non manca di certo. Ottavio Valerio era questo, la sua straordinaria capacità di sintetizzare i vari e diversi aspetti di un problema con una visione e un orizzonte che sapevano guardare lontano, dove la sua enciclopedica cultura diventava il corollario di ogni sua azione. Attraverso l'ente Friuli nel mondo di cui era presidente, Ottavio I ebbe modo di intessere importanti e proficui rapporti internazionali che lo videro artefice nel momento in cui la nostra enologia necessitava urgentemente di quella spinta sia propulsiva, strutturale che di mercato per attuare quel cambiamento che definire epocale che portò ad abbandonare la damigiana in cui il nostro vino veniva in gran parte venduto, pochissime erano le etichette al tempo, e passare alla confezione in bottiglia, per promuoverla sia in Italia ma soprattutto all'estero, dove la conoscenza del vino friulano era pressoché nulla. Il grande prestigio e addirittura morale unanimemente riconosciuta di cui godeva Ottavio Valerio ne fecero un facilitatore, oggi la chiameremo interfaccia, tra il nostro mondo vitivinicolo, al tempo poco esperto, per varie ragioni, nei rapporti internazionali fuori dal nostro paese, non c'era internet, non c'era neanche il fax, tanto per fare un esempio, e i gruppi di acquisto con cui si entrò in contatto grazie alla diffusa rete di rapporti sociali che i nostri emigranti avevano saputo creare. Fu lui il primo a portare i produttori in varie missioni all'estero, mettendoli nelle condizioni ideali per iniziare a promuovere i loro prodotti. Non serve ricordare, ma lo faccio ugualmente, che ovunque la friolanità, il Friuli Venezia Giulia, è saldamente posizionata ai più alti livelli sociali in tutti i comparti che esse comprendono. E questo è un patrimonio, caro Presidente Loris, che va salvaguardato e incrementato ad ogni costo. Allora Salvin, la interrompo un attimo, dobbiamo fare una pausa per la pubblicità, poi ritorniamo nuovamente in diretta, tra poco. Eccoci insieme con la convention dei friulani nel mondo. Prima della pubblicità abbiamo sentito le parole di Sandro Salvin, segretario generale del Ducato dei Vini Friulani. E allora ci sono arrivati diversi video saluti da alcune contee, di fatto le più giovani. Questo è un po' il criterio che abbiamo utilizzato per questi video saluti, peraltro laddove i conti sono anche presidenti dei locali focolari. E allora cominciamo con il saluto che ci arriva da Bernardo Zanier, presidente della Famee Furlane di Montevideo e conte della contea di Montevideo del Ducato dei Vini Friulani. Cari amici friulani, sindaco di Osoppo Luigino Bottoni, presidente dell'Ente Friuli nel Mondo Loris Basso, rappresentato del Ducato dei Vini Friulani Sandro Salvini, rappresentanti della regione Friuli Venezia Giulia. Un saluto speciale a tutti i focolars Furlans dal mondo. Oggi sabato 25 luglio ci siamo riuniti assieme a voi per commemorare ufficialmente il grande Ottavio Valerio, in occasione di 30 anni della sua partenza. Siamo la Famee Furlane di Montevideo, uno dei sodalizi più antichi della diaspora friulana. Oggi i nobili del vino
ricordiamo il grande Ottavio Valerio, formatore e presidente dell'Ente Friuli del Mondo e del Ducato dei Vini Friulani, che più di 70 anni fa ha incominciato quello che oggi significa il laccio più forte tra il Friuli e la sua diaspora. Ha voluto la storia trovare al nostro carissimo amico il Duca Loris II comandando le stesse due istituzioni. Orgoglio per noi friulani che viviamo a più di 13.000 chilometri con il cuore nella piccola patria. Saludo a todos los friulanos, reconocimiento a mi abuelo que vino a plantar viñedos en Uruguay, me siento orgullosa de eso. Salud. Facciamo un cincin per tutti i furlani del mondo. Mandi di culo. Mandi. Mandi. Eccolo qua, il brindisi per tutti i friulani nel mondo. Adesso è arrivato il momento di ripercorrere i momenti più significativi della vita di Ottavio Valerio. Lo facciamo grazie ad un filmato inedito realizzato con le riprese amatoriali del figlio Valentino, che sono state digitalizzate e montate nell'ambito del progetto di recupero dei materiali d'archivio familiari Cinema di Famiglia, curato dal regista Massimo Garlatti Costa. Vediamolo. Aquilee di Enrico Fruc, contadin, che tu aris la tiare di Aquilee, ferme i bus un moment, sotto il chiamp che la warzineare, sotto la man che semene il forment, tal soreli e tal ombre del nul, e un'impronte di Rome, e la storie e la glorie del nestri Friuli. Il professor Ottavio Valerio, per la sua opera di lunghi anni a favore della gioventù, per la vita dedicata ai figli del Friuli sparsi per il mondo intero, ai quali si è rivolto sempre con generosità paterna e friulana saggezza. Godo questa sera nel vedere nella semplicità del modo, nella modestia. Se fosse qui Riedo Puppo, che normalmente come Domenico Zanier sanno toccare in profondità quello che è lo spirito genuino, lo spirito schietto della nostra gente. Non c'è bisogno di grandi forme oratoriali per dire che cosa significa trovarci assieme. Gli scriteristi del tuo. Ecco amici, giovani, siete arrivati per questo. Dolce questa preghiera. È l'autore di Ave Vergine o Saludi, che l'abbiamo cantata noi per la prima volta il 13 maggio 1935 su Avanti Italia. Che va bene di voi. Devo dichiarare che è l'angolo più bello che abbia visto in casa, che per me è tutta bella.
o sin casu, di nuovo, dopo 29 anni, a ricordare che schiarami, che scantor dal Friuli. Allora dite che è una commemorazione che si deve fare. No. Cui va via, cui torna a casa, e cui resta sempre calmo. Ma in tal cuore vinduti ne fiamme, che nessun può distudare. Dell'amor penestre chiare, che non sarti in fondo al cuore, che perduta non scompagna, sempre vive, sin che si muore. E questo era il ricordo di Ottavio Valerio, un filmato inedito proprio per questo dal particolare valore. Sindaco Fontanini, abbiamo visto grandi personaggi, tra tutti Andreotti, e abbiamo sentito anche le parole di Ottavio Valerio. Ecco, colpisce il suo piglio e insieme la sua profondità, l'essere pratico ma l'avere anche una visione. Sì, una visione e soprattutto anche un'oratoria, perché Ottavio Valerio era un uomo che affascinava quando parlava. Nel filmato abbiamo visto un altro grande presidente di enti friuli nel mondo, il senatore Toros, che anche lui è scomparso un paio di anni fa. Persone che hanno dato lustro a questa terra. Ricordo che già sono passati un bel po' di anni da quando non abbiamo più un ministro a Roma che rappresenti il nostro Friuli, perché Toros, Santuzze sono gli ultimi in pratica che hanno ricoperto questo importante incarico. Persone di alto spessore come Ottavio Valerio, che abbiamo visto girare in tutto il Friuli ma soprattutto in tutto il mondo a diffondere i valori della terra friulana. E allora vado adesso da Silvia Biasioni, perché è arrivato anche il momento del ricordo e dell'omaggio da parte della comunità di Osoppo, e appunto lei è stata un po' incaricata di questo, giusto? Esatto, io entro veramente in punta di piedi qui questa sera perché non ho mai avuto la fortuna di conoscere personalmente Ottavio Valerio. Il ricordo che ho di lui mi arriva dagli aneddoti delle persone che lo hanno invece conosciuto, me ne hanno parlato e in qualche modo hanno avuto a che fare con lui. Il mio intervento, che leggerò in più momenti questa sera, cercando di non essere troppo noiosa, è stato pensato proprio con l'intenzione di far parlare il paese di Osoppo, il paese di Osoppo di oggi, del 2000, che non ha conosciuto Ottavio Valerio come me, ma che comunque desidera rendere omaggio, ringraziare un concittadino attraverso il ricordo che è il fondamento della nostra identità, della nostra storia, della nostra tradizione. Ma il ricordo non deve restare una scatola chiusa del passato, ma deve diventare presente e soprattutto futuro per le nostre generazioni. L'intervento sarà nella lingua che Ottavio Valerio amava, il friulano, e in particolare in osovano, cioè il friulano di Osoppo. Prego. Ottavio Valerio, voce e anima dal Friul. Il timp fatalmente si disglagna, mettenti il sovel sempre pui pence sora buina par das vicendas, das figuras e dai riquars das generacions che si dan la volta in tal nestri vivi, par altri c'è tan curt, ma che spoglias figuras di gran prestili e di granda innomina, che sbutulin ca e là come dons di natura, arrivin a vinci la dismenteancia e arrestin come esemplis sflandoros di grandas qualitas e di forta volontata di chei che vegnin dopo di loro. Ebbene, una di questas figuras è stato il nestri Ottavio Valerio, venuti in quest mont sul nassi dal Novecento e precisamente dal 1902 in taffamea di Valentin dal Rai, persona benestante di Rivuart, talosov di quei teams, par di pui coduta di una biela schiria di fradis e di surs. Anche Ottavio, col suo passaggio, ha scavato una gara talmente profonda di diventare incancellabile e questi lo dimostrin anche a noi, e chi, tabaiante di lui, ha 30 anni da sommuare come che fosse immovive e presente, tutti indaffarat come che era il suo solito, tal immanea e tal portà in denance tantas disparadas iniziativas, a pro da gioventù, da cultura, das nostras tradicions, da nostra picciola patria e dai furlans sparnicias di ogni banda dal mondo. Ottavio
Hanno salassasa ai 15 di lui dal 1990 all'ospedale di Udin e al polsa cui si è chiarsi in ta tomba di famiglia in tal nostri cimiteri di Osov. La sua voce, biela, forte, clara, sicura, espressiva, ma anche immagadoria, si è cidinata dopo anni e anni di attività ferbinta, ma continua a svegliare dentro dai curs di che canvuda la fortuna di ascoltarlo, entusiasmi, nostalgias e affies profonds di sintuda genuinità. La sua voce a ti penetrava fin tal fons dall'anima, a ti scosseava e a ti infiammava, addirittura ti estasiava in certe situazioni particolari, a ti faceva, insomma, innamorare dal nostro Friuli e a ti emplava il cur di dignità, di gionda, di nostalgia e di commozione. Tavio alera la voce per antonomasia, il verbo stesso da marichiera furlana che proprio in lui si era inchiarnata per da di cercia ai tanti e ai fis un fregul da grandezza e da fonda, dal sentì pui autentiche sclet di questa biela famea nostrana. Perché Tavio all'era accetant preseat e perché Tavio all'era soradut una vora amat. Grazie davvero per questo ricordo, poi sentiremo ancora la voce della comunità di Osoppo. Andiamo in pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente insieme, adesso da Osoppo, dopo aver fatto un salto a Montevideo, ci spostiamo in Argentina, andiamo a Buenos Aires per sentire il saluto di Eduardo Baschera, che è presidente della Sociedad Friulana di Buenos Aires e conte della Contea di Buenos Aires del Ducato dei Vini Friulani. Mandi Friulans, in Argentina si fa la giornata degli Amis. Alle propizi di ricorrenze in che feste dei Friulans, il più alte espressione dall'ent Friul del mondo. Quest'anno ho riguardin il professor Ottavio Valerio, che è venuto a Buenos Aires dal 1966. Stant che era un insegnante genuino, la sua visita girante il paese è stata di importanza che da po' dappertutto sono sfloriti fogolari in Argentina, rinforzando i leams tirati su con la fondazione della None dai Fogolars Furlans a Tolparmont dal 1927. All'estate bon di stramanare la lingua, quando recitava poesie furlanis, o la sottiere, quando lavorava con tessitori, ma anche il lavoro dai furlans mettuti in alto col Ducato dei Vini Friulani. Mandi di curo. Eccoci qua nuovamente ad Osoppo, da Buenos Aires ci avviciniamo notevolmente all'Italia perché adesso è arrivato il momento del video saluto di Stefano De Stalis, presidente del Fogolar Furlan di Malta e conte della Contea di Malta del Ducato dei Vini Friulani. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano De Stalis, i miei sono di Ravasclete, vivo a Tumieci in Chiarnie. Io sono arrivato a Malta dal 2016 con la mia femmina e il mio figlio piccolo. A Malta ho fondato il Fogolar Furlan e quando l'ho inaugurato è venuto anche Loris Basso, che saluti, mandi Loris. E mi ha nominato conte del Ducato dei Vini Friulani per la Valletta. È un grande onore, Grazie Loris. C'è che facciamo a Malta? A Malta i chiacchierini con tutti, col governo, con le scuole, con l'università, sul lavoro, con chi lavora, con la INT, e ci viene a spiegare l'H del Friuli e quali sono gli sbiadecci dal Friuli, la nostra arte,
le nostre cucine, i musei della Carnia, la cultura, la storia, i chiacchierini dai bons, dai prats, e quando si straks, in un fermin, e i bevin un taiut di vin, con l'or, furlan, di quel bon, alla vostra, ma se bon, e che stare tutto, mandi e grazie. E allora da Malta ritorniamo ad Osoppo e torniamo da Silvia Biasioni, perché siamo rimasti insomma colpiti dalle parole che ha voluto appunto condividere con noi, il ricordo della comunità di Osoppo. Prego. Come siei fradis, Tavio al frequenta las elementars a Osov, poi las medias inferiors, prima li dai stimatins di Glemona e poi li dai stimatins di Este, dulac al frequenta anche las ginasials, poi il liceo classic dall'Istituto Stellini di Udine e la facoltà di Lecce per una certa data in ta Università di Parma. Tal timp i suoi studi sal collabora anche in tas attività da ricreatori festivi udinese e al diventa una das figuras di prim plan in divers grops filodrammatics cittadins e in particolar mod in quel dai salesians. A recita a Udin, ma non dismentea Osof e la compagnia da Osovana, che sta chiappando vigor tal país in takei anni sotto la direzione di Tita Rossi. Anzi, lui risulta l'elemento propulsor fondamentale dall'organizzare un grumon di attività culturali e il primo autore dai successi da Osovana, portando su di Udin tutta una serie di libres di commedias par Furlan e par Talian che la compagnia locale fa conosci in paese d'Ulintor sveando un fregul e divertendo una vorona la nostra di provincia. In ta sfera professionale, Tavio è stato un grande educatore, indotato di marinatura di un carisma straordinario. Ha fatto l'istitutor tal Collegio Bertoni di Udin, il vice censor tal Maria Luigia di Parma, il vice rettor in quel dai Warfins di Guerra di Ruvignans di Cividat e parfinì dal 1948 al 1980 il rettore dal Topo Wasserman di Udin, una istituzione laica comunale e provinciale di cetan prestili in tal Friuli-Intir. Oltre all'attività educativa, Tavio si è dedicato corpo e anima, con la sua grande oratoria, a pandi di ogni banda dal monte il profumo da furlanetat come presidente dall'Ent Friul Palmont, visitando una vora di fogolars sparnicias di ogni banda in tutti i continenti. Ma lui è stato con di poi membri e conferenzier da Società Dante Alighieri, conferenzier da Università Popolare, socio da Face, membri da Deputazione di Storia Patria, presidente dal Ducat dai Vins, vicepresidente da Società Filologica Furlana. Di onorificenza, se insomma Tavio anda ricevuta su una sglavinada, ma non la sa mai doprada per ingloriarsi. Al basta riguardando qualchiduna, commendatore Grand Ufficiale da Repubblica Italiana, medaglia d'arint dal Ministeri da Pubblica Istruzione per meris di scuola, letteraris e artistics, prim premi Pifania di Tarcint, socio onorari dai Lions e benemerit con targa e menzione onorifica dal Paul Harris Fellow dal Rotary, cittadino onorari di Cetagni Comuns da Furlania. Preseat e stimat indistintamente di tutti, Tavio Anussala Sassa, 87 anni di età, in tal dolor generale dal Friuli-Intir. Grazie ancora a Silvia Biasoni che sentiremo ancora. Adesso è il momento del video saluto di Gunnar Cautero, conte della Contea di Milano del Ducato dei Vini Friulani. Un caro saluto dalla delegazione di Milano del Ducato dei Vini Friulani. Cosa vuol dire essere un nobile del Ducato dei Vini? Vuol dire vestire una maglia assolutamente unica, essere ambasciatori di una terra straordinaria
essere le persone che dicono una verità. È la verità delle persone che vengono ad assaggiare il territorio e si accorgono che non abbiamo detto bugie. Ducato dei Vini Friulani e Friuli Venezia Giulia. Un saluto da Milano. Mandi. E allora abbiamo sentito le parole di Cautero e Sandro Salvin durante la pubblicità ci ricordava un risultato prestigioso importante, vero? L'amico carissimo Gunnar Cautero, un personaggio straordinario, vale la pena ricordare che lui gestisce una storica trattoria milanese situata nei pressi della stazione centrale e l'anno scorso ha vinto il primo premio come miglior trattoria di Milano. Quindi è un riconoscimento direi importante, visto che a Milano le trattorie non sono decisamente poche. Un risultato importante, insomma, che ci inorgoglisce tutti Certamente, quanti. Andate avanti con questa alleanza strategica con l'Ente Friuli nel mondo? Allora, noi siamo alleati strategicamente da sempre con l'Ente Friuli nel mondo. Volevo concludere un attimo il ragionamento su Ottavio Valerio, che promosse per primo la partecipazione delle nostre aziende alle più importanti manifestazioni vinicole mondiali, raccogliendo i successi che furono la premessa per la definitiva consacrazione sui vari mercati che oggi vedono i nostri vini, in particolare i bianchi, ma anche con i rossi noi non scherziamo, sempre nelle top 10 delle classifiche. Grazie alla sua importante rete di rapporti, di cui ho accennato prima, Ottavio I iniziò l'opera di mondializzazione del Ducato con la creazione delle contee. In altre parole, sedi distaccate del Ducato, situate nelle capitali dei vari paesi, in stretto contatto con i Fogolars Furlans, in ogni caso dove la comunità friulana è più presente e più radicata, a capo delle quali c'è un conte, testa di ponte in una ideale simbiosi con l'ente Friuli nel mondo e con la madrepatria friulana. Da quella storica prima contea di Toronto a New York, a Montevideo, Buenos Aires, scendendo a Johannesburg, Melbourne, Hong Kong, Pechino, Malta, ovviamente Roma e Milano, di cui avete già sentito il messaggio. Mosca, se non ci fosse stata la chiusura sanitaria che ancora stiamo scontando, avrebbe oggi già il suo conte. Ma sarà il prossimo passo appena ci sarà possibile, senza mai dimenticare però quel duca Ottavio I, alla cui visione strategica e agli insuperabili valori umani che seppe profondere, si deve l'odierno Ducato dei Vini Friulani, a cui l'intera filiera del vino friulano dovrà sempre essergli grata. Grazie, e adesso il video saluto di Fabrizio Tomada, conte della Contea di Roma del Ducato dei Vini Friulani. È il Ducato dei Vini Friulani, il riferimento a quella piccola realtà che oggi ha quasi 40 anni, che è la Contea del Ducato dei Vini Friulani, voluta fortemente da Aldo Meroi assieme ad altri friulani ed altri nobili che si incontravano così in una fraschetta, si incontravano in maniera casuale bevendo del vino friulano. Allora, quando iniziavano a sentire anche un po' di nostalgia di quella che era la realtà che erano venuti a incontrare qui nella grande realtà romana, nella grande capitale romana, e quella piccola patria emergeva nel loro cuore. Ed ecco che allora proprio nei locali, piccoli locali che stavano alle propaggini di Trastevere, iniziavano a incontrarsi i nobili di allora, circa prima 10, poi 15, poi 25, e via via in questi anni sono numerosi coloro che hanno raccontato la storia friulana attraverso il bere, attraverso le tradizioni enogastronomiche, perché questo è il valore che noi diamo ancora oggi quando ci riuniamo nelle conviviali, nelle agapi, a quello che è il momento di contaminazione di quelle che sono le nostre realtà, che attraverso il cibo, attraverso la cultura del buon bere, del buon mangiare, raccontiamo non solo a Roma ma in giro per il mondo. E direi che brindando con un calice di piccoli, che è il primo bere, il primo bicchiere, la prima coppa che viene offerta al nobile, al neo, a colui che si intronizza in quel giorno, ecco che allora idealmente alziamo il bicchiere e pensiamo che ci sia senz'altro un legame indissolubile che passa attraverso quello che è il nostro valore e amore per le cose friulane e soprattutto per quella grande piccola patria che è il nostro Friuli.
Ecco, qui da Osoppo abbiamo sentito sottolineare più volte la necessità che la Marilenghe sia conosciuta dai più piccoli che vivono all'estero, dalle nuove generazioni, quanto sia importante insomma che non la dimentichino. C'è un progetto che è stato appunto pensato dall'Ente Friuli del Mondo che va proprio in questa direzione, un progetto che è stato finanziato dalla Regione e che ha individuato nella maestra Daria Miani un'inviata davvero speciale. Quest'anno è stata protagonista del progetto Vacancies in Rete, che è la prosecuzione di un laboratorio che era stato fatto in presenza già l'anno scorso ad Avellaneda de Santa Fe in Argentina. Quest'anno il Covid non ha consentito che questo laboratorio fosse fatto in presenza, ma c'era comunque la volontà di portare avanti il progetto ed ecco che le tecnologie che abbiamo a disposizione ci sono state di grandissimo aiuto. Sentiamo il racconto della stessa maestra Daria Miani. Mandi a Miss Furlans in collegamento con la convegna annuale dall'Ente Friuli nel mondo di Osoppo e mandi a tutti gli amici di Telefriuli. Mi presenti, io sono Daria Miani, io sono una maestra di lingue furlane che l'anno passato gli è stata mandata dall'Ente Friuli nel mondo e dal gruppo folcloristico di Pasian di Prat a Avellaneda de Santa Fe in Argentina per portare in avanti un progetto di lingue e di tradizioni furlanis. L'anno passato in presenza ho imparato danzis, canzoni, filastrocchis, giochi, lingue furlane con schedi operativi, con gli autori di educatori su nevore bravis. Anche che stanno il progetto al veve di partire, ma la situazione Covid o sapete che non ha permesso la partenza. Dunque ho deciso io insieme con gli educatori di provare a proporre un laboratorio online con queste tanto conosciute ed operate che stanno didattiche a distanza. Dunque in diretta streaming ogni lunedì, mercoledì e venerdì dai 6 di luglio fino ai 17 di luglio si mettevano in collegamento con tutte le piattaforme ai nostri 6 mesi ma all'islor 1 mesi dopo di misdì. Ho trattato tanti argomenti che ci fantastici hanno fatto miracoli, per via che hanno imparato tanti robis in poche lezioni. C'è che per solito chi in Friuli si impara anche 2 anni forse. Ho avuto una sorpresa per 2 altri in convegna, i frutti dal laboratorio Vacancies in Rete, Angus di Faust un saluto, una bella sorpresa per altri. Mandi a Miss Furlans a Tor Palmont e mandi a Miss di Telefriuli. No, ossi di frutti dal laboratorio Vacancies in Rete. E ho voglio salutare tutti a Miss Furlans a Tor Palmont e tutti a Miss di Telefriuli. Mandi Furlans! E con questo Mandi Furlans dai Frus di Avellaneda torniamo ad Osoppo, siamo arrivati ad un momento importante, vi abbiamo raccontato appunto della volontà dell'amministrazione comunale di Osoppo di intitolare la propria sala consiliare proprio ad Ottavio Valerio, motivo per il quale ci ha raggiunto sul palco anche la signora Laura Brunello Valeria che è nuora appunto di Ottavio Valerio, grazie per essere qui con noi e quindi lascio al sindaco e a Loris Bassi l'onore di scoprire la targa. Prego. Insieme signora, anche lei. Insieme, prego. Prenda. Fatelo insieme. Ecco. Facciamo un applauso da qui, dal Teatro di Osoppo. E questa, sindaco, sarà la targa che sarà posta nella sala consiliare. Sarà posta nella sala consiliare ed è con vero onore che noi intitoleremo questa sala, la sala istituzionale del Consiglio Comunale di Osoppo, al più grande ambasciatore della cultura, della frulanità di nativo di Osoppo, Ottavio Valerio. Allora, grazie davvero. Torno rapidamente da Silvia Biasoni perché è arrivato il momento di avvicinarci alla chiusura. Un ultimo pensiero. E allora per concludere, anche a noi vansi volim pandi il nostri grandi attaccamenti, il nostri agrat pui sclette pui sancir.
Viv Indio, Tavio, chiarissim. Dal chiantonut di paradis, donde dal nestri fogolar, e sta ben sigur che caiu no, e continuarin a sentir la tua voce dentro di no par in vita, e che l'amor pa picciola patria, che tu, e tu nos has travasat con tanta passione, a nostra volta no, e lo trasfondarin con profonda stima e convinzione, a che vigneran dopo di no. Mandi, Tavio. Grazie, grazie davvero per questo ricordo. E allora, siamo qui ad Osoppo, abbiamo detto che quest'anno la convention causa Covid è stata ripensata, comunque con un segnale forte di vicinanza a tutti i friulani in giro per il mondo, però Presidente Loris Basso, è da qui che si riparte il prossimo anno. Sicuramente, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale e dell'azienda Fantoni che metterà a disposizione, come peraltro aveva messo a disposizione quest'anno, metterà i suoi ristoranti a disposizione per anche il prossimo anno, ripartiremo da Osoppo perché il nostro convegno, le nostre convigne deve essere partecipata, perché i tanti amici del Canada che devono arrivare dall'Australia, al di là delle Americhe, al di là di tutto il mondo, hanno bisogno di questo abbraccio che non può essere solamente virtuale, però un segnale, un ricordo e tutti gli amici di andare a visitare un bellissimo sito che ha fatto l'Archivio di Stato, il Ministero dei Beni Culturali, Friul Imprin. In questo bellissimo sito troviamo tutte le leve e le pubblicazioni di matrimonio dal 1846 fino a pochissimi anni fa, e il compito di questo ente è quello di collaborare invitando gli amici friulani a implementare questo sito in modo che sia completo per creare quella economia nuova che può essere un'economia turistica, di ritorno turistico nel nostro territorio a ricerca delle loro radici. Grazie allora Loris Basso. Sindaco, appuntamento rimandato al prossimo anno, Osoppo quindi aprirà le porte ai friulani nel mondo, speriamo di farlo in condizioni di normalità, è quello che tutti noi speriamo per poter riabbracciare tutti i friulani nel mondo che poi colgono l'occasione di questa convention naturalmente anche per ritornare nella loro terra. Appuntamento rimandato nel 2021, io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati qui con noi sul palco, nella speranza di rivedervi tutti quanti allora in presenza il prossimo anno. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito in diretta televisiva su Telefriuli e naturalmente un abbraccio fortissimo, un caloroso mandi a tutti quanti ci hanno seguito in streaming dai 5 continenti. E allora un omaggio musicale per chiudere questo appuntamento e quindi la soprano Elena Pontini che ci propone Suspir dell'anime. Grazie davvero a tutti voi di cuore, prego. Ah
E allora un omaggio floreale. Di tutto, anche per quello che rappresenta la vostra famiglia per il paese di Osoppo e per i friulani del mondo. Grazie. Un'ultimissima cosa, Sindaco, non abbiamo ricordato l'appuntamento per il prossimo anno, la data 24 e 25 luglio del 2021 ad Osoppo per la convention, speriamo naturalmente in presenza. Grazie a tutti, grazie, arrivederci.